Oh, yeah, baby. I like the way you shake your booty. Shake it for me, mama. Zucca, ma non può ridi, Zucca. I love you, baby. Tengo un amico che è proprio un merd. Cioè è un amico, però è un merd, sono sincero. Perché fa tutto il romantico con le ciardone. Quando ti vedo il mio cuore fa boom boom. Questo occhio mi fai squagliare. Sono così belli che mi sembri un aschi. Glielo fa credere, se le porta a casa, mette il meglio Barry White e se le chiama per dentro e per fuori. Ma poi le tratta come fosse sigaretta. Ma io quest'uomo lo amo. I like the way you shake your hands in the air. E quelle si ingrippano e lo contattano con scuse imbarazzanti. E lui risponde con cortesia, però. Sì, dai, ci sentiamo. Accident. E quelle più le tratti male, più si azzeccano in gol. Perché la ciardona poi va dall'amica del cuore. Però ho conosciuto un tipo troppo interessante. Aspetta, ma già te lo sei fatto. Sta troia. Sta troia. Mica troia. 48 ore dopo e la ciardona convoca l'amica per un consulto. La deve aggiornare sulle ultime indagini. E senti che poi non ti ho detto che lui oggi ha pubblicato un video. Che video? I migliori highlights di Ronaldo Nazario de Lima. Ah, Eh sì, quella sera che uscimmo, prima di chiedere la birra, lui infatti stava guardando nel maxi schermo del pub tutti i gol della Serie A. Ah. Sì, mo non è che voglio dire che ha fatto sto collegamento con la nostra serata. Cioè, non apposta, però lo sai, certe cose non sono casuali, certi richiami. Schiattare del E a quel punto non è che l'amica la ferma e la piglia a capata in bocca, no! L'amica del cuore, la seconda. quindi già siete qualcosa di più. Non sei grassa, sei robusta. Che le so le ossa grandi e costituzione. È una bella zizza. Sta troia. Sta troia. Sta troia. Sta troia. Sta troia. Che bello fatilla che ti è. La ciarda aspetta con l'orologio in mano la venuta di lui, che puntualmente ritorna da lei una volta al mese, il martedì, quando è uscito con i suoi amici e si è sceso 5 tendenze e alle 2 di notte la chiama tutto ubriaco. No, aspetta, Ciccio, non ti muovere, ma ti vengo a prendere. E se la porta dietro al primo vicolo del Vomero, si ci vuole serbatoio di spaccio e poi non la riaccompagna manca a casa, apre direttamente la portiera in corsa sulla tangenziale e la fa rusciuliare sull'asfalto. Ti sbattesse in mano in da face. Dopodiché, l'ennesimo periodo d'attesa per la ciardona, che alterna sulla sua bacheca canzoni di Damien Rice e invettive random. I maschi sono tutti stessi. Quando tu vorrai, io non ci sarò. Scema sì, fessa no. Capitano tutti a me, stronzi, uffi. I love you, baby. Ma più va all'orgoglioso e più perde la dignità appena lui la chiama. Inizia ad abbaiare a comando durante l'amplesso. Gli toglie con la lingua lo squorzo in mezzo alle dita dei piedi. Mezza volta lui si è fatto uscire che gli piacciono le cose strane e allora lei per favorite gusta pure le sue feci. Gnammi. E ancora coi segni delle frustate sulle guance, chiama l'amica Ho capito che non fa per me, è uno stronzo, stavolta ho imparato la lezione. e lo cancella da Facebook e gli richiede l'amicizia. Ma mi avevi cancellata? Lo ricancella e poi lo riaggiunge. Ma perché mi cancelli sempre? Ma ti ho fatto qualcosa? Io allora gli ho detto al mio amico: scusa, ma questa è circonvenzione d'incapace. E lui mi ha guardato e mi ha detto: Effettivamente a più sceme Napoli. Però chi lo bocchino, lo martiri e sera è fatto proprio bene, fra, mamma mia.